Gianangelo Bellati, Union Camere, Eurosportello Veneto. Quali possono essere in questo momento di crisi gli strumenti finanziari a sostegno dell'innovazione? Le nostre imprese hanno un momento di grande difficoltà che dura anche da abbastanza anni, quindi bisogna aiutarle con tutti i finanziamenti possibili. Fra i più importanti ci sono quelli dell'Europa e l'incontro di oggi vuole proprio approfondire non solo quali sono i finanziamenti, ma anche come le imprese possono fare per ottenerli. Allora, quali sono? Sono tantissimi finanziamenti che sono gestiti direttamente a Bruxelles dalla Commissione europea e finanziano soprattutto l'innovazione. Come invece ottenerli? Lo facciamo noi, lo facciamo con l'Aerosportello del Veneto, che è una struttura dell'Union Camere, delle Camere di Commercio e che lavora moltissimo con la Regione. Infatti questo convegno è organizzato anche in collaborazione con la Regione e con Veneto Sviluppo. E poi noi abbiamo la possibilità di coordinarci con tanti altri soggetti sul territorio per incentivare proprio la presentazione di progetti da parte di imprese e di enti nel settore, però non solo dell'innovazione ma anche di tanti altri settori che creano maggiore competitività del sistema. Faccio solo un esempio. Negli anni scorsi noi abbiamo finanziato con un progetto che si chiama Progetta, insieme con la Regione, con 2.000 euro ogni progetto presentato da un'impresa. Ebbene, abbiamo investito 400.000 euro che hanno portato sul territorio di progetti vinti 19.500.000 euro. Questo solo nel 2013, quindi potete immaginarvi che cosa vuol dire essere strutturati, organizzati per rispondere ai bandi di gara dell'Unione Europea.